a Maniago abbiamo 42-43 etnie diverse. Molti sono qui in transito perché appunto sono richiedenti asilo che vengono smistati poi nelle varie località. Abbiamo una presenza anche di cittadini ucraini con presenza di minori. Moltissimi di quelli che trovano alloggio qui a Maniago poi si integrano perfettamente. Le nostre classi, come lei un attimo fa ha ricordato, sono frequentate anche da parecchi bambini stranieri che si integrano perfettamente. Credo che il problema sia nella testa di noi adulti, non certo dei bambini. I bambini vanno perfettamente d'accordo, anzi non notano differenza alcuna. Rispetto alle presenze anche degli adolescenti, di minori stranieri non accompagnati, a Maniago la situazione anche negli ultimi tempi è risultata tranquilla. A Udine si è parlato di vari comportamenti sopra le righe. Ovviamente tutto il mondo del paese, anche qui a Maniago abbiamo degli episodi di danneggiamenti e comportamenti che sono sopra le righe, ma fortunatamente noi qui a Maniago abbiamo una ottima rete di videosorveglianza. Non possiamo far passare il messaggio che dopo una certa ora di sera o in alcune località sia possibile fare tutto e di più.